Entra nel vivo la festa di San Calogero a Porto Empedocle. Ieri sera la processione per le vie della città, stamani l'uscita del santo dalla chiesa madre. I portatori di San Calogero di Porto Empedocle consegnano una targa al sindaco Mattello davanti alla casa natale dello scrittore in occasione della nascita di Camilleri avvenuta nella giornata del 6 settembre del 1925, il ricordo del presidente del Parco Letterario Barone sullo scrittore. Forte presa di posizione dei sindacati e degli agenti di polizia penitenziaria sulle 3 aggressioni avvenute all'interno del carcere di Agrigento. Aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Agrigento sul ventenne che guidava la macchina costata la vita al ventenne di Raffadali Giuseppe Vinti, un ventenne ferito alla testa a Menfi con un colpo di bottiglia in testa da un coetaneo di origine tunisina. Primi bilanci positivi dell'uva da tavola IGP coltivata nel vigneto all'interno della valle Casa Diodoros, lo fa presente il presidente del consorzio Losardo. Al via domani la prima di campionato di Serie D in campo un Cassum Favara con la blasonata regina, presentata ieri sera nel corso di una cerimonia la squadra della Fortitudo Moncada che affronterà il campionato 2025-2026. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi sabato 6 settembre. Entra al vivo la festa di San Calogero a Porto Empedocle. Ieri sera la processione per le vie della città, stamani l'uscita del santo dalla chiesa madre con tanti fedeli che portavano in spalla la statua del Santo Nero con in testa il parroco Don Luigi Lomascolo. Lo abbiamo intervistato. Don Luigi, ecco, una partecipazione intensa quella del santo? Sì, ogni anno è sempre così, si ripete. San Calogero a quanto pare attira tanta gente, ma anche del circondario, per cui tanta gente viene da Sembriana, Rialmonte, Agrigento, ecco, affascina ancora. Noi ci auguriamo che San Calogero possa fare lui, intercedere per tutti noi e in questo momento così molto delicato chiedere al Figlio di Dio il grande dono della pace. La pace nel mondo, la pace laddove ancora c'è tanta violenza e semina paura, distruzione e tanta morte. Abbiamo visto ieri sera una processione molto partecipata, Tanta gente, sì. Vorrei dire anche forse più rispetto all'anno precedente. Tanta gente, davvero. Ringraziamo il Dio. Senta, quale sarà il percorso di oggi della statua? Ma farà tutta la parte alta di Porto Empedocle e tornerà stasera sul tardi. Il clou quando sarà? Il clou sarà domani sera, a conclusione della festa. E avrà percorso tutte le strade della città di Porto Empedocle. Oggi è una giornata particolare perché è l'anniversario della nascita di Camilleri. Camilleri aveva un rapporto bellissimo col santo e lo scrisse anche in maniera eccellente. Sì, ecco, il nostro augurio è che appunto possiamo essere tutti quanti come Andrea Camilleri, devoti di San Calogero.
e i portatori di San Calogero di Porto Empedocle hanno donato una targa stamattina in memoria di Andrea Camilleri, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. La cerimonia è avvenuta dinanzi alla casa natale dello scrittore, donata al sindaco della città, con scritto: "Nel mio paradiso deserto c'è solo San Calogero". E chi fece un scopamo? Evviva San Calogero! Spero che potremo posizionare. Perché questa targa? Questa targa è per ricordare Andrea Camilleri, il centenario della nascita, e come abbiamo ricordato prima in chiesa, padre sentiva i tamburi, quindi abbiamo onorato la memoria di Camilleri con San Calogero e tamburi in modo tale da ricordarlo nel migliore dei modi. Sindaco, ricevere questa targa. Oggi è il centenario esatto di Andrea Camilleri. Andrea Camilleri ha dichiarato di essere ateo, ma come c'è scritto qua, nel suo paradiso deserto esisteva solo San Calogero. Infatti quando è nato il padre l'ha votato a San Calogero. La sua fede nei confronti di San Calogero è rimasta fino alla fine. Oggi noi rendiamo omaggio a San Calogero e alla nascita dei 100 anni di Andrea Camilleri. Grazie al comitato di San Calogero, grazie a tutti coloro che si sono spesi per questa manifestazione e ti preghiamo, ascoltiamo e viva San Calogero! Lei qualcosa fa parte del comitato? Noi stiamo consegnando questa targa al sindaco, che è il primo cittadino, e lui sa dove posizionarla. Da Carmina, ex sindaco di Porto Empedocle, a questo evento, una battuta. Non potevo mancare a fare gli auguri ad Andrea Camilleri e a dire viva San Calò sotto il suo balcone, perché qualunque manifestazione spostino altrove, il cuore di Andrea Camilleri a Porto Empedocle, il suo grande rimpianto che questa vera Vigata non fosse valorizzata come altre. Noi faremo di tutto perché l'estremo desiderio di Andrea Camilleri venga realizzato. Viva Porto Empedocle, viva Marina e viva San Calò! Sindaco, cosa faranno per Porto Empedocle? Cosa farete, insomma? State avviando una serie di iniziative per il centenario, già iniziata con una 3 giorni e proprio oggi ci sarà la terza giornata. Come lei sa, già il giorno 2 sono iniziati alcuni incontri, alcuni dibattiti. Sarà un programma, come è stato detto in precedenza, che durerà fino al 28 di novembre. Cercheremo di fare in modo che la gente venga a Porto Empedocle non soltanto dal punto di vista culinario importante, ma anche dal punto di vista culturale. Camilleri rappresenta un bene culturale ormai patrimonio dell'umanità. Vorremmo che la gente venisse e verrà sicuramente a Porto Empedocle in questi 2 mesi che vedranno una serie di manifestazioni. Ci auguriamo che la città risponda, la gente risponda. Siamo, come dire, felici che anche il fondo Andrea Camilleri si è impegnato nella realizzazione di queste manifestazioni. Grazie a tutti e buon San Calogero a tutti. È il ricordo di Andrea Camilleri da parte dell'ingegnere Barone, presidente del Parco Letterario Luigi Pirandello di Agrigento, in occasione dei 100 anni dello scrittore empedoclino. Sentiamo il presidente Barone. Oggi è l'anniversario della nascita di grande scrittore empedoclino Andrea Camilleri. Ecco, il Parco Letterario ha svolto delle iniziative e le svolgerà nel tempo. Ecco quali? Sì, abbiamo conosciuto Andrea Camilleri tramite l'importante per noi sindaco Orazio Guarraci, che, dovendo presentare il progetto del Parco Letterario a Roma, ha telefonato davanti a me e davanti agli altri collaboratori ad Andrea Camilleri, il quale subito ha accettato l'invito e il 13 novembre a Roma, all'Hotel Cavour, in via Cavour, prenotata tutta la sala e anche per tutti gli ospiti che c'erano, prenotati tutti i viaggi sia via aereo sia via treno, siamo stati a Roma e Camilleri ha presentato il Parco Letterario alla stampa italiana ed europea. Certo,
La commissione ha pensato subito che ci fosse una sorta di raccomandazione, ma non era così, perché Camilleri aveva solo da dire due cose: l'importanza del fatto che il progetto era riuscito ad avere tanta diciamo, collaborazione da parte degli enti locali, ma soprattutto delle associazioni private. Noi rappresentiamo circa 60 enti privati, forse questo non è molto chiaro certe volte. E poi l'altra cosa più importante, che si era letto il progetto di 300 pagine e aveva notato che non era un progetto elettorale o elettoralistico di promesse, ma era un progetto, lui stesso lo disse, qua scientifico, cioè in cui non si può sbagliare, perché se si mettono in pratica le cose che sono scritte da parte di tutti, allora per Agrigento e Porto Empedocle sarà un grande successo di svolta economica, culturale e turistica, perché è tutto insieme di sviluppo economico del territorio. Poi ci ha fatto inaugurare il palco che abbiamo al Caos e ci ha fatto iniziare le iniziative di carattere teatrale presentandoci a Roma, e poi ci ha fatto venire la compagnia teatrale di Maria Luisa Bigai, di cui abbiamo un ottimo ricordo e rapporti costanti e continui. Che cosa ha rappresentato Maria Luisa Bigai con la sua compagnia? La bellissima o importantissima opera di Luigi Pirandello, La favola del figlio cambiato. Poi con Camilleri abbiamo fatto altre iniziative presso il caffè letterario, interviste sul palco con tanti giornalisti di carattere regionale, sì. E sulle aggressioni di 3 poliziotti avvenute nel carcere Pasquale Di Lorenzo ad Agrigento intervengono oggi i sindacati, affermando serve dialogo con i sindacati, fermezza nei confronti dei detenuti violenti il servizio. Sulle aggressioni dei 3 poliziotti avvenute al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento intervengono oggi i sindacati, affermando come serve il dialogo tra i sindacati e la fermezza nei confronti dei detenuti violenti. Lo avevamo detto al provveditore regionale Maurizio Veneziano nei vari incontri. Hanno dichiarato i segretari regionali Nicolò Lauricella del SINAP e Gioacchino Veneziano della UILPA e Francesco D'Antoni dell'USPP che il carcere Pasquale Di Lorenzo non era un'isola felice, ma la situazione gestionale e operativa veniva aggravata perché da mesi c'è un impasse nelle relazioni sindacali. Dal 2 di settembre a ieri 5 settembre il carcere di Agrigento è diventato un campo di battaglia dove sono caduti solo i lavoratori in divisa che non hanno garanzie di essere tutelati. I 3 leader sindacali siciliani di SINAP, UIL e OSPP affermano: abbiamo registrato un'escalation di aggressioni da parte di 2 detenuti italiani ristretti per reati comuni che per futili e pretestuosi motivi hanno aggredito causando il ferimento di 3 operatori. Trasportati al pronto soccorso del nosocomio agrigentino, hanno avuto una prognosi di 2, di 14 e di 8 giorni ciascuno. L'operatore di polizia più grave pare abbia una lesione all'arcata sopraccigliare. Esprimiamo, affermano i sindacati, solidarietà e pronta guarigione ai colleghi feriti, ferma condanna per gli autori di vili gesti. Quindi la direzione, concludono Lauricella, Veneziano e D'Antoni, deve prendere seri e decisi provvedimenti contro gli autori, auspicando ancora una volta il provveditore Maurizio Veneziano a intervenire personalmente per sanare anche le questioni sindacali ampiamente denunciate negli incontri avuti al tavolo regionale. E la Procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati il 20enne di Raffadali che si trovava alla guida della Fiat Punto nell'ambito dell'inchiesta sul tragico incidente stradale avvenuto l'altra notte lungo la strada statale provinciale 17 all'altezza di Contrada Cozzo Tari, in territorio di Montaperto, che è costato la vita al 20enne raffadalese Giuseppe Vinti. L'indagato è accusato di omicidio stradale, un atto dovuto a garanzia dello stesso automobilista,
I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Agrigento e i loro colleghi della stazione di Joppolo Giancazio si stanno occupando dell'attività investigativa. La vettura su cui viaggiava la vittima e altri 4 coetanei giovani per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada ribaltandosi in un burrone. Un ventenne è stato ferito con un colpo di bottiglia alla testa durante una rissa scoppiata tra coetanei. È accaduto a Menfi. Il giovane si è recato all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e una ferita al sopracciglio. Ad aggredire il ragazzo sarebbe stato un coetaneo originario tunisino. Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti del commissariato di Sciacca. Nel luglio scorso, sempre a Menfi, si era verificata una rissa con accoltellamento ai danni di un cameriere di nazionalità egiziana. Per quei fatti finirono ai domiciliari 11 ragazzi. Uva da tavola di Canicattì GP, via la raccolta, il presidente del consorzio di tutela, aumentano la produzione e la qualità. Il nostro servizio. Dopo l'avvio della campagna di commercializzazione avvenuto con la cerimonia formale del taglio del primo grappolo nel vigneto simbolico realizzato all'interno di Casa Diodoros nel cuore della Valle dei Templi, è tempo di primi bilanci e prospettive future per il consorzio Uva da tavola di Canicattì IGP. Siamo dinanzi a un aumento di produzione di circa il 20% rispetto allo scorso anno, ha detto il presidente del consorzio Marcello Losardo, grazie alle precipitazioni che hanno proceduto la fase della maturazione del frutto. Quello che è importante evidenziare è che a questo si affianca un'ottima qualità, non solo sul fronte nutrizionale, ma anche da un punto di vista del rispetto dello stringente disciplinare del nostro consorzio. Questo per offrire un prodotto sempre più identificabile e ricercato in termini di dimensione dell'acino, che deve essere medio, di livello di zucchero. Il gusto poi è sempre quello ricco, fragrante, con un moscato che è tipico della nostra uva. La raccolta proseguirà anche nelle prossime settimane, ma da un punto di vista commerciale le interlocuzioni sono ovviamente già ampiamente avviate, con un interessamento di crescente attenzione da parte della grande distribuzione verso l'Uva Italia di Canicattì. Il lavoro fin qui fatto dal consorzio, continua Losardo, a tutela di questo prodotto che ha portato lo scorso anno al riconoscimento dell'IGP, sta portando i suoi frutti con una crescita evidente dell'interesse verso questo prodotto che racconta la storia del territorio. Ci sono attualmente grandi aziende interessate a commercializzare l'uva in tutto il paese, così che arrivi sulle tavole di tante persone che assaggiandola possono desiderare magari di venire a visitare questa provincia. E si terrà oggi pomeriggio in piazza Ravanusella la presentazione ufficiale del progetto Tutti insieme per una città normale. L'inizio è previsto per le ore 17:30 e il programma prevede alle 17:30 il saluto di apertura a cura del leader del movimento Giuseppe Di Rosa, alle 17:45 una relazione sullo stato attuale delle casse comunali e dei servizi essenziali a cura del dottor Salvatore Licari, commercialista e revisore dei conti, alle 18:30 un intervento programmatico sulle prospettive per tornare tutti insieme a una città normale con servizi pubblici funzionali e una città a misura d'uomo. Il progetto prevede 2 appuntamenti settimanali fino al mese di dicembre con un tour dei quartieri che toccherà il territorio comunale. Le prime tappe sono già fissate a Fontanella e Monserrato, mentre le altre aree saranno rese pubbliche nei prossimi giorni. Un traguardo non da poco, 50 libri scritti da Enzo Di Natali nella sua carriera letteraria. Lo abbiamo intervistato. Professore Di Natale, lei ha scritto 50 libri, un traguardo sicuramente importante, con un contributo notevole all'editoria siciliana e non solo. 50 libri non si scrivono in un giorno, nemmeno in un mese, ma in una fatica che è durata ormai, si può dire, più di 40 anni. Una ricerca continua, costante,
un impegno che ha prodotto nel tempo questo risultato. 50 libri, devo dire, è una soddisfazione personale perché è un traguardo di cui ne sono Ecco, anche gli argomenti su cui lei ha spaziato sono stati vari. Sì, i temi principali delle ricerche sono la teologia, la storia ecclesiastica, e devo dire che sto realizzando un'opera di studio che riguarda tutte le diocesi siciliane. C'è un progetto di 17 volumi, sono arrivato a 13 volumi perché ho studiato fino adesso 13 diocesi. Oltre alla storia ecclesiastica, altro campo di ricerca è la bioetica clinica, e anche qui ho fatto diverse pubblicazioni, e infine la critica letteraria. E nel mondo della critica letteraria ho trattato diversi autori, da Dostoevskij a Leonardo Sciascia, Pasolini, Ungaretti, e posso dire anche gli autori più conosciuti e affermati nel panorama culturale italiano. Passiamo allo sport. Domani inizia il campionato di Serie D che vede impegnata la Castrum Favara con la blasonata squadra della Regina. Ce ne parla il collega Giuseppe Moscato da Favara. Debutto in grande stile per la Castrum Favara che ospita domani allo stadio Brucoleri la Regina. Il sorteggio del calendario assegna come prima gara la squadra più blasonata e più titolata per la promozione in Lega Pro, ma è anche una gara che stimola la tifoseria giallo-blu a riempire lo stadio e spingere gli uomini di Infantino nell'impresa di fermare gli Amarando, che hanno in squadra giocatori come Barilla ed altri che hanno giocato in Serie A. Questa mattina solita rifinitura ed ultime indicazioni per sciogliere qualche riserva sulla formazione. I giocatori sono tutti disponibili, compreso il nuovo arrivo, l'attaccante Oscar Mendes, portoghese lo scorso anno protagonista in Grecia con 10 gol su 20 gare. Ma sentiamo mister Infantino al microfono del responsabile della comunicazione della Castrum Favara, Giuseppe Episcopo. Mister Infantino, dopo il doppio turno positivo in Coppa Italia, finalmente inizia il campionato. E che inizio, con una delle formazioni più blasonate del girone, la Regina. La più blasonata, io credo che è una partita particolare. Io credo che la Regina è di passaggio in queste categorie, credo che è la principale candidata a vincere questo girone, però come ho detto sempre ai miei ragazzi, noi dobbiamo pensare a noi stessi, ci dobbiamo preparare in un modo importante, abbiamo la possibilità di giocare in casa davanti al nostro pubblico, la prima partita davanti al nostro pubblico, e faremo di tutto per portare punti a casa. Si respira un'aria frizzante e positiva in paese, c'è tanta attesa, non tanto per la Regina ma per la Castrum Favara. Lo scorso anno eravamo matricola, quest'anno invece c'è l'esperienza di un anno ed è bello sentirsi dire andiamo a vedere il Favara. Sì, questo fa piacere, però dobbiamo fare di tutto e dobbiamo dare tutto per mantenere questo entusiasmo in città, per la nostra professione, per la nostra società, per i nostri tifosi. Credo che dobbiamo fare un inizio di campionato importante, anche se le avversarie sono quelle le più candidate a fare un campionato di alta classifica. Però l'ho detto prima, noi siamo sereni perché stiamo lavorando in un modo importante, abbiamo un bellissimo gruppo e faremo di tutto che la gente a fine partita sia orgogliosa di noi. Ci sono tante piazze vicino Favara purtroppo orfane di calcio. Favara invece rappresenta l'unica città nella quarta serie. C'è tanta aspettativa anche dal punto di vista provinciale sul Favara. Che invito possiamo fare a questi sportivi che purtroppo stanno vivendo stagioni brutte nei propri paesi, ma che vedono la piazza come Favara come un momento la domenica per venirsi a vedere il calcio che conta? No, dispiace, da una parte dispiace perché noi siamo agrigentini, credo che dispiace avere solo una squadra in questa provincia, una provincia importante della Sicilia, però noi dobbiamo fare
un percorso che sia graduale, che sia dignitoso, che rappresenti tutta la provincia, non solo Favara, perché credo che tante persone mi hanno chiamato, tante persone da tanti paesi limitrofi verranno a vederci, e non solo perché c'è la regina, ma perché il Castrume Favara si sta ritagliando uno spazio di grande curiosità e di grande entusiasmo. Una serata di festa, sport ed emozioni ha acceso il Pallamoncada ieri sera, gremito per il Fortitudo Show, l'evento ufficiale di presentazione della stagione sportiva 25-26 della Fortitudo Agrigento. Sentiamo alcune interviste ai protagonisti. Direttore sportivo della Fortitudo Moncada Agrigento, Christian Maier, ci prepariamo a quelli che sono gli obiettivi della stagione 2025-2026 che rispondono a? Noi non abbiamo gli obiettivi ben definiti come società, da sempre, perché creare un obiettivo solo può essere anche controproducente, creare troppa pressione. Noi vogliamo creare della pressione positiva, cioè che riguarda il miglioramento della squadra, del singolo giocatore, della società e di tutto il resto. Quindi creiamo degli stimoli positivi, cerchiamo di togliere tutto quello che può essere negatività, conflitto, anche ansie da prestazione, perché esistono anche quelle, la voglia di far bene, troppo bene a volte può essere un problema. Abbiamo avuto vari giocatori che avevano questo tipo di problema ed è un problema non facile da affrontare, quindi non creiamo mai degli obiettivi ben definiti. La cosa che cerchiamo è di fare il meglio di noi stessi e cercare di dare il massimo che si può dare come società, come struttura, che noi comunque abbiamo una struttura molto valida che aiuta i ragazzi a dare il meglio. Il palazzetto è privato e non è una cosa di tutti i giorni. Noi possiamo allenarci alle 6 del mattino come a mezzanotte, alle 2, il palazzetto è sempre disponibile. Ovviamente essendo anche l'unico palazzetto su cui tutto si appoggia, tra settore giovanile, altre società che sono venute a richiedere il palazzetto, non è semplice trovare degli spazi nel pomeriggio, però di mattina, tarda serata, mattina presto noi riusciamo ad allenare i ragazzi e tra l'altro alzandosi presto danno anche dimostrazione di sacrificio, voglia di fare e questo aiuta anche la loro mentalità. Quindi c'è una struttura che aiuta a fare meglio il mio lavoro e il nostro lavoro, anche il lavoro dell'allenatore. E questo è un grosso vantaggio, è stato grazie allora a Totò Moncada che tutto è possibile, insomma. Prepariamoci per una stagione tosta, che campionato ci si aspetta? Campionato difficile, un girone tostissimo, ci sono credo almeno 8-9 società di altissimo livello e ovviamente le altre, quelle che possono essere di seconda fascia, cresceranno nell'arco della stagione giocando contro squadre più forti, quindi matureranno anche loro e sarà un girone di ritorno poi veramente difficile. Io non so se il presidentissimo Gabriele Moncada, che stagione stiamo per vivere con la Fortitudo Agrigento quest'anno? È una stagione nuova, si fa per dire, perché con l'ingresso di Cagnardi di nuovo come allenatore parte un progetto di 3 anni. L'idea è quella di strutturarci per fare il salto di promozione, però abbiamo bisogno un poco che tutto il contesto sia con noi e che lo voglia soprattutto la città. È tanto lavoro, difficile da riassumere, ma se dovessimo trovare 3 parole per la stagione che sta per iniziare, quali sarebbero? Intanto tanto lavoro, quindi lavoro, poi come ho detto poco fa la presentazione, vittoria, perché vincere fa bene, vincere ci aiuta a portare più sponsor, più persone al palazzetto e poi impegno, che è quello che ci mettiamo tutti ogni giorno. Però vincere mi piaceva, lo diciamo insieme 3 volte come prima sul palco. Vincere! Noi siamo qui per conoscere Federico Grani e Federico Grani è qui a conoscere la Sicilia. Primo impatto con la Sicilia e con Agrigento, raccontacelo. No, primo impatto super, con le persone, con tutti gli abitanti, tutti gentilissimi, ma anche con lo staff, quelli del posto, incredibile, tutta la squadra, mi sento veramente a mio agio qui, è veramente un posto bellissimo. Cosa ci puoi dire di più del gruppo squadra? Il gruppo squadra, a parte che molti ragazzi già li conoscevo di nome, adesso li conosco anche appunto di amicizia, sono tutti super bravissimi, lavoriamo tutti tanto sodo, non vediamo l'ora di far bene in questo campionato.
Raimundo Orrego, 20 anni ma già tanta esperienza. Ci racconti cosa significa vivere il basket e lasciare casa a 15 anni per inseguire un sogno, una passione? Niente, è semplicemente la mia vita il basket. Penso che fin da piccolo sono stato sempre a sognare uscire dal paese, andare fuori, andare in Europa magari, anche se è molto difficile ovviamente lasciare la famiglia là a casa, vederli una volta all'anno magari, anche non vederli a volte per rimanere l'estate qua, allenarmi e tutto. È tosta, però è un sacrificio che ovviamente sono disposto a fare, come ho detto prima anche un piacere, perché questo è quello che voglio fare della mia vita. Grazie, bellissimo. Giuseppe Gurrieri, founder mi avevi detto, sì, non founder. CEO. Ok, scusami. Giuseppe Gurrieri è il founder di Italia Consulting. Ti sei occupato, vi siete occupati di questa nuova immagine della Fortitudo. Da dove avete iniziato e da dove nasce l'idea per la campagna abbonamenti di questa stagione? Beh, l'idea è stata quella di spingere di più sul legame tra la città e la squadra, che è sempre stato molto sentito, e vogliamo in tutti i modi amplificare questa voce, questa forza. Abbiamo realizzato un video che vi invito a vedere, è stata una produzione interessante dove si vede Agrigento, è un sogno bellissimo che può essere realizzato. Linea alla regia per la pubblicità. Grande successo ieri sera del cantante melodico Petit, che si è esibito in occasione della festa di San Calogero a Porto Empedocle. Vi proponiamo uno stralcio della sua esibizione. Ma tu sei un guaglione, ti ricordi come fanno male, ma tu sei il fumato. Che ancora i giorni passano a te, è proprio quando stiamo soli a me. E non fa così, e ti iniziano da fuggire, e nada volta come un amore e poi te la silenzieri. Ma come la so. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.